La ditta lavora nel settore dello stampaggio materie plastiche, quindi abbiamo l'ambito del chimico perché lavoriamo con prodotti di granulati che ci servono per l'iniezione e lo stampaggio appunto, e le fibre tessili che sono sempre una componente dei nostri articoli, e abbiamo anche un comparto tecnico per i macchinari e le tecnologie e l'impiantistica. È già una ventina d'anni che sono in azienda e soprattutto all'inizio devo dire che è stato un po', non dico un problema, però sei costretto a confrontarti comunque con delle mentalità che sono, diciamo, diverse rispetto alla tua che sei più giovane. Bisogna anche pensarla da un altro punto di vista, che avere in azienda delle persone comunque più grandi è un valore aggiunto, perché loro ti danno quell'esperienza che tu appunto all'inizio non hai. Una cosa molto positiva, perché è come andare a avere, sia per il giovane che si approccia al mondo del lavoro che per la ditta, che riesce ad avere in azienda una persona che ha comunque una mentalità più aperta. C'è proprio il clima di cambiamento, di scoprire cose nuove, quindi hai un arricchimento culturale e anche lavorativo non indifferente, per cui secondo me è da promuovere in qualsiasi modo, anche attraverso pubblicità oppure corsi, questo fatto di avere dei giovani in azienda. Abbiamo notato negli ultimi anni soprattutto che c'è una ricerca abbastanza sfrenata verso il green, il riciclato, il sostenibile, il rigenerato. E anche noi nel nostro piccolo siamo molto sensibili a questo tema, perché tra l'altro lavorando nelle materie plastiche comunque abbiamo un impatto ambientale non indifferente, e devo dire che la Confartigianato mi ha spiegato il discorso che c'erano dei bandi, dei corsi, per cui noi ci siamo impegnati molto in questo senso. Infatti abbiamo anche creato una nuova linea di prodotti che ha appunto con i rigenerati, i riciclati, e vedo che anche i clienti stanno avendo una buona risposta. Un consiglio che posso dare da giovane imprenditore ai tutti i giovani che magari vogliono affiancarsi al mondo del lavoro e non hanno un'idea precisa, però hanno questa voglia di creare qualcosa di loro, che è, diciamo, la sintesi di cos'è l'artigiano e cosa può creare l'artigiano, e magari pensare di iniziare una nuova attività, che la Confartigianato può essere un aiuto, può prenderti per mano e portarti lungo questa strada e aiutarti a delineare e definire questo sogno imprenditoriale.